presentata in data odierna una nuova ordinanza a firma dell'ingegner Nappetti, dirigente del comune di Chioggia, che vede in premessa una delibera della Giunta dello scorso 23 gennaio 2025 con cui sono state individuate le aree verdi del comune di Chioggia destinate allo sgambamento cani e con cui sono state definite le norme comportamentali per l'accesso e l'uso di queste aree. Tra le varie premesse, visto e dato atto, figura che il presente provvedimento, cioè l'ordinanza in questione, comporta un presumibile aumento delle entrate, ancorché non quantificabile, in ogni caso compatibile con gli stanziamenti di bilancio. Sono state quindi emanate nuove norme o rinforzate le precedenti, che se non saranno rispettate saranno quindi sanzionabili. Le aree in cui le norme dovranno essere applicate sono l'area a sgambamento cani in via Niccolò Zeno, quella all'Isola dell'Unione e quella in via Limonio Valli. In queste aree vanno quindi rispettate le norme individuate nella determina 11 del 23 gennaio scorso, che nell'albo pretorio non riusciamo ancora ad individuare. Va rispettata l'ordinanza comunque che prevede la prevenzione di danni o lesioni a persone o animali, e con la stessa ordinanza si vieta anche l'ingresso ai cani in viale Umbria, sia dall'ingresso in viale Umbria che dall'ingresso in viale Bergamo. Tale ordinanza è stata ora inviata alla Polizia Locale, che provvederà ad apporre la necessaria segnaletica verticale. L'ordinanza sarà esecutiva dal momento in cui sarà pubblicata nell'albo pretorio, e lo abbiamo trovata là, e dopo che saranno posizionati i cartelli che sappiamo bene sono scritti talmente tanto in piccolo e con talmente tante parole che nessuno si prende la briga di leggerli, soprattutto non con al fianco un cane che guaisce per entrare velocemente al giardino a lui dedicato. Aspettiamo comunque di avere sotto mano la delibera di giunta per comunicarvi norme da rispettare e sanzioni relative, o almeno fare una schermatura tra quelle più importanti nel rispetto del vivere civile. Ma abbiamo presente le condizioni in cui si trova l'area sgambamento cani al giardino dell'Isola dell'Unione, un terreno minato pieno di buche che non sono mai state coperte, non dai fruitori dell'area che ci hanno detto che in loco non c'è neppure un badile, ma neppure sembra dal servizio manutenzione, che un badile per sistemare un po' di sabbia dovrebbero averlo, senza contare le panchine la cui base non mostra alcuna sicurezza e senza contare l'accesso tenuto chiuso alla belle meglio con un gancio. Va benissimo imporre delle regole, andrebbe bene se anche poi ci fosse un controllo. Si tratta, supponiamo, di regole di convivenza che non dovrebbero presentare particolari spunti di osservazione, ma andrebbe bene anche che ogni tanto su questa pezza di terra, che sembra essere abbandonata, andasse fatta un po' di manutenzione, almeno per mettere in sicurezza la porta, le panchine, le buche enormi. Non è che perché ci vanno animali basta la recinzione, a fianco dei cani ci sono i loro proprietari. Mettere la panchina in sicurezza lo si farebbe per loro. Mettere una fontanella funzionante per farli bere, soprattutto in estate, non sarebbe un'idea così peregrina, dato che una fontanella c'è poco distante, ma non funziona nel modo più assoluto. Come vengono attenzionate le aree verdi, allo stesso modo dovrebbero essere attenzionate queste. In ultima analisi, dalle sanzioni previste per il non rispetto delle norme ci si aspetta un presumibile aumento delle entrate. Ci viene da pensare o che si sa già che qualche norma non sarà rispettata a priori e quindi sarà sanzionabile, o saranno tantissime le sanzioni che saranno elevate o che saranno molto elevate come importo. Ai proprietari quindi raccomandiamo di leggere le paroline in piccolo sui cartelli. Il non farlo vi potrebbe costare salato. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Sicuramente un momento importante è quello di questa mattina presso gli uffici pesca della Regione del Veneto, in cui si è svolto un incontro importante alla presenza di vari stakeholder organizzato dalla Regione del Veneto, dall'assessore Corazzari,
sugli studi e monitoraggi dell'invasione del granchio blu sul nostro Veneto, e ovviamente il tutto finalizzato al contrasto e alla diffusione di questa specie. Presenti vari stakeholder, ma soprattutto vari relatori dalle università di Padova e di Venezia all'ARPAV, a Veneto Agricoltura, a ulteriori realtà importanti del settore, che hanno posto tutta una serie di dati e risultati dei vari studi che sono avvenuti dall'inizio di questa emergenza del 2023. È stato posto tutta una serie di informative, oltre ai vari studi che fino adesso sono stati fatti, proprio per cercare di capire sempre di più le abitudini di questa specie, e ovviamente cercare tutte quelle forme di contrasto che possono essere messe in campo a difesa del sistema biomarino del nostro Veneto. Ovviamente tanti spunti interessanti, novità ovviamente importanti. Cosa ancora più importante è anche la presenza del commissario all'emergenza del granchio blu a livello nazionale, il dottor Caterino, che ha, oltre ad aver posto tutta una serie di informative come quelle avvenute qualche giorno fa presso la riunione avvenuta presso i Ministeri Ambiente e Agricoltura su questo tema, ma oltre ad avere appunto posto queste informative e anche in termini economici i fondi che vengono messi a disposizione, anche tutti quei contrasti che possono essere messi in campo grazie alla sinergia tra i vari enti. È questo che confidiamo. Non è possibile pensare di avere studi a destra manca, ma è doveroso che ci sia un'unità di intenti, e credo che questa sia la strada intrapresa, e a maggior ragione credo che le azioni sia a livello governativo che poi a ricadute a livello del nostro Veneto, perché ricordiamo che le due regioni più colpite di questa emergenza sono il Veneto e l'Emilia Romagna, ed è qui che si concentrano più le risorse che vengono messe in campo e tutte le azioni di contrasto che devono essere oltre studiate, come è avvenuto e dimostrato oggi, anche al tempo stesso messe in pratica. E dunque a maggior ragione confidiamo di trovare quelle sinergie, ma soprattutto quella forza per far sì che si possa contrastare questo fenomeno di specie aliena che in natura purtroppo si sta dimostrando molto forte, ma che dimostra ancora una volta che causa di cambiamenti climatici non solo questa specie ma tante altre specie possono presentarsi a creare una grossa difficoltà dei nostri habitat. Non solo dobbiamo difendere l'aspetto socio-economico e lavorativo e ambientale, noi dobbiamo difendere la nostra identità, dobbiamo difendere le nostre peculiarità, dobbiamo difendere i nostri prodotti, perché ne va delle nostre tradizioni, della nostra storia che da sempre vede in prima fila i veneti che lavorano e raccolgono dal mare e producono attraverso ricchezza attraverso i prodotti del mare. Dunque noi dobbiamo difendere questa specificità. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. La stazione è importante perché è un tassello dell'SMFR, il sistema metropolitano di superficie. L'idea è che una persona possa andare in qualsiasi luogo metropolitano della nostra città. Per città metropolitana intendo Venezia, Mestre, Padova, Treviso in primis, ma ovviamente ci metto dentro Bassano, Belluno, Chioggia, Rovigo. Dobbiamo immaginare una città interconnessa dove le persone possono vivere dove vogliono e andare all'ospedale, all'aeroporto, dove credono. E questo vale per tutti, vale per il Bosco dello Sport. Abbiamo fatto un Bosco dello Sport dove ci sarà un grande stadio, un grande palazzetto dello sport per fare i grandi concerti. La gente della città metropolitana, stiamo parlando di almeno 2 milioni di persone, ecco perché penso che sia la grande città del futuro. E questo è fatto per i bambini. Ieri è stata inaugurata la nuova fermata ferroviaria alla Gazzera Mestre, presente il sindaco di Venezia e della città metropolitana Luigi Brugnaro, il presidente della regione Veneto Luca Zaia,
L'assessore ai trasporti della Regione Veneto Elisa De Berti, oltre a figure di spicco di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia. L'infrastruttura, che fa parte del sistema ferroviario metropolitano regionale, si snoda lungo la linea Mestre-Udine. Serve per potenziare l'offerta ferroviaria nell'area mestrina. Uno snodo importante è il nodo della Gazzera, fortemente urbanizzato, ha reso noto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il cui costo è stato di 58.250.000 euro, a cui la Regione Veneto ha contribuito per 46 milioni di euro, Rete Ferroviaria Italiana per 10.250.000 euro e 2 milioni la parte in quota alla città di Venezia. Si è quindi migliorato il collegamento ferroviario interurbano che unisce Venezia a Treviso e quello urbano tra Venezia e la terraferma. Quest'anno Rete Ferroviaria Italiana provvederà a completare lungo la linea Venezia-Trieste anche la fermata ferroviaria di via Olimpia. Si provvederà poi anche al miglioramento del raccordo viario. Il sindaco Brugnaro ha sottolineato l'importanza del potenziamento dei collegamenti ferroviari che uniscono Venezia alle altre città, tra cui Padova e Treviso, garantendo ai cittadini di muoversi il più liberamente possibile, raggiungendo più facilmente destinazioni quali l'ospedale di Padova, l'aeroporto, il porto, in futuro anche il Bosco dello Sport. Per la fermata in questione si sta attendendo il finanziamento da parte delle Ferrovie dello Stato. La nuova stazione ferroviaria è composta da 2 banchine lunghe 330 metri, 3 ascensori, 3 corpi scale, un ampio parcheggio con oltre 208 posti auto, di cui 6 dedicati alle persone disabili, uno stallo per autobus, 3 parcheggi per taxi. La nuova fermata, ha aggiunto la vicepresidente De Berti, rappresenta un esempio di attenzione alla sostenibilità e alla cura dei dettagli. Le aree esterne della fermata sono state progettate per offrire il massimo comfort e praticità ai viaggiatori. Inoltre la fermata è provvista di servizi igienici ad uso esclusivo dell'utenza, situati nelle vicinanze del primo fronte di fermata. Beh sì, dai, ce l'abbiamo fatta, e quindi la fermata di Gazzera approvata e realizzata, e poi ancora la fermata Olimpia, e questo significa essere molto vicini ai cittadini, evitare ai cittadini di raggiungere la stazione centrale di Mestre e approfittare di questa metropolitana di superficie, definiamola così. Dall'altro voglio anche ricordare che la Regione si è impegnata in un percorso non poco impegnativo, visto considerato che sono 58.250.000 euro, dei quali 46 milioni dalla Regione, 10 milioni da RFI e dall'altro 2 milioni del Comune di Venezia. Ricordo che questo poi si inserisce in un progetto ancora più ampio di 647 milioni, che è la nuova bretella ferroviaria dalla stazione di Mestre all'aeroporto per 8 km, che si è realizzata, se non entro la fine del 2025, nel 2026. Beh sì, le Olimpiadi ci portano risorse che altrimenti non avremmo avuto, e quindi posso dirmelo da solo che ho avuto una buona idea a pensare di candidare il Veneto alle Olimpiadi, quasi 2 miliardi di euro di opere che realizziamo con fondi che altrimenti non avremmo mai avuto. E dall'altro la velocità di fare queste opere, questo ci permette anche di essere molto più performanti, a differenza magari di stati, diciamo, di avanzamento ordinari in momenti di tranquillità. Le Olimpiadi impongono assolutamente un'accelerazione delle opere pubbliche. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Questa mattina c'è stato l'estremo saluto allo storico agente marittimo Saverio Corsini. È stata ufficiata la cerimonia nella chiesa di Calino, c'era una bella folla di persone, sembrava proprio di essere, diciamo, proprio nel porto. È una cerimonia che ho sentito un po' particolarmente perché, insomma, ci sono stati anni che anch'io, insomma, ho frequentato poi le agenzie tantissimi anni fa, e vedere appunto queste persone che erano molto vicine appunto al signor Corsini, dagli ex
agenti della dogana, ai commessi, a portuali, a tante segretarie, tutte persone che diciamo alcuni che ancora lavorano, come per esempio lo storico, un altro veterano del porto, il signor Aldo Angelini, ma ci sono tanti altri nomi, scusate, magari non tutti li ricordo, è stata una cosa un po' così. Io tra l'altro sono andato all'ultimo momento, mi sono accorto solo questa mattina che ho letto, ho visto l'epigrafe, non lo sapevo, e ho scritto qualcosa che trovate nel testo. È proprio il ricordo di un uomo veramente ironico, chi l'ha conosciuto non è possibile non ricordarlo così. Era sempre quella battuta pronta, sempre col sorriso, quel Belin genovese, ce lo ricorda. L'ho chiamato questa mattina, ho sentito Alfredo Carascivetta, un'altra figura storica del porto di Chioggia, che adesso da qualche anno non opera qui in zona. Si è scusato che non ha potuto partecipare, ha saputo solo ieri appunto della cerimonia, e dice appunto che è uno che ha dato tanto al porto di Chioggia, quindi diciamo un'altra testimonianza. Un'altra cosa che così penso che tutti i presenti, quelli del settore, abbiamo sentito forte la presenza del suo amico Giuliano Godino, altro agente storico, l'ex senatore che è scomparso 2 anni fa, e veramente una gran bella famiglia. La signora Daniela Perauro, la vedova di Corsina, ha ringraziato tutti, ha citato tanti nomi, dopo scusate non me li ricordo tutti, in particolare così si è ricordata di dirci appunto che una delle corone è stata mandata, apprezzato molto, da parte della stazione di pilotaggio del porto di Chioggia. La cerimonia è stata officiata da Don Marino Calegari, Don Jacopo Toniolo, che è il presidente del direttore della Caritas, e Don Achille. È stato anche un momento toccante per una comunità che ha voluto dare il suo ultimo saluto a un uomo che con il suo lavoro e la sua umanità ha contribuito a costruire un pezzo importante della storia di Chioggia. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.